Così. Si va verso il ballottaggio per decidere il nuovo sindaco di Spinea tra Emanuele Di Tadi e Martina Vesnaver. Netta affermazione a Scorzè per Nais Marcon, che supera il 70% delle preferenze del nuovo sindaco già al primo turno. Sfida al femminile tra Patrizia Andreotti e Michela Varin nel turno di ballottaggio per la guida di Noale. Europea, il presidente della regione Luca Zaia commenta il successo della Lega e lancia un ultimatum ai 5 Stelle sull'autonomia. Soddisfazione in casa PD per il sorpasso sui 5 Stelle, per il movimento parla Davide Scano che ammette è ora di fare autocritica. Il monito del presidente degli industriali veneti Matteo Zoppa, 6 politici, la campagna elettorale è finita, è ora di fare le cose. Il voto delle europee cambia le prospettive anche in vista delle prossime elezioni comunali di Venezia, l'analisi dell'ex sindaco Massimo Cacciari. Spettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati all'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque, in primo piano l'ampia pagina dedicata alla giornata elettorale, allo spoglio delle elezioni comunali, ai risultati delle elezioni europee. Prima di parlare dunque delle elezioni europee e della disamina di quanto accaduto nelle urne in vista di Bruxelles, vediamo i risultati quelli più impellenti, diciamo così, perché dalle 14, come sapete, è iniziato lo spoglio per le elezioni comunali, tanti ovviamente i comuni a voto anche nel veneziano, occhi puntati erano sui 3 comuni dove è previsto il ballottaggio, comuni sopra i 15.000 abitanti. Allora partiamo da Spinea, dove avete visto anche sentito nei titoli, si profila a quanto pare, se ho la tabella, il ballottaggio. Ecco qui a Spinea il 46,6% di Martina Vesnaver, che guida la coalizione del centro-destra. Spinea è un comune che era guida centro-sinistra, c'è un 46,6%, mentre quando gli scrutini sono a 14 sezioni su 25, mentre Emanuele Di Tadi, lo sfidante con PD e Civiche, è al 39,8%, il candidato al Movimento 5 Stelle si ferma al 7,3%, quindi si profila, ovviamente le sezioni non sono ancora chiuse del tutto, ma si profila evidentemente dai dati percentuali che ci sono questo turno di ballottaggio, quindi bisognerà attendere per capire chi sarà il sindaco di Spinea. Da Spinea a Scorzè, qui un'amministrazione di centro uscente di centrodestra, vediamo se abbiamo eccolo qua, abbiamo la tabella. Allora, amministrazione uscente di centrodestra con Giovanni Battista Mestriner e Nais Marcon raccoglie il testimone e stravince con il 73,2%, Lega più Civiche, quindi la Lega con le Civiche, quindi senza, diciamo, l'agglomerato del centrodestra che si è visto appunto in gran parte dei comuni appunto dove il centrodestra si presentava compatto, mentre Dario Zugno con Civica e centrosinistra si ferma al 23%, Emanuela Barbiero del centrodestra, quindi il centrodestra senza la Lega, raccoglie poco meno del 4%, qui abbiamo allora il sindaco. Annuale, vediamo invece la situazione annuale, dove si profila anche in questo caso un ballottaggio. Qui la sindaca uscente di centro-sinistra era Patrizia Andreotti, soltanto che nella precedente tornata elettorale guidava una coalizione con il PD. C'è stato il caso annuale del PD che invece si è staccato, o meglio della Andreotti che si è separata dal PD per questa tornata elettorale. Questo evidentemente ha pesato, se guardiamo il risultato ovviamente di Fabrizio Stevanato, PD e Civiche 9,8%,
ovviamente l'analisi del voto si farà in queste ore, ha pesato sul risultato di Andreotti, che si ferma al 44,1%, mentre in vantaggio Michela Barin 46,1%, quindi Lega, Forza Italia e Civiche. In questo caso però, anche in questo caso, non si ha un sindaco, ma si andrà al ballottaggio, 6 sezioni su 16 per quanto riguarda Noale. Questi dunque i tre risultati più importanti, più attesi, quantomeno per l'entità dei comuni in gioco, ma poi ci saranno altri, ovviamente ci sono anche altri comuni al voto, ma noi abbiamo già un contributo che riguarda proprio Noale, e quindi la sfida tra due donne al ballottaggio, cioè Patrizia Andreotti e Michela Barin. Sentiamole allora ai nostri microfoni. Noi ce l'aspettavamo ovviamente, anche se un concorrente ha detto che avrebbe sbaragliato al primo turno. Ovvio che non è così facile, ecco, in queste tornate elettorali, quindi siamo felici, ecco, di andare al ballottaggio, ce la giochiamo tutta perché insomma le posizioni sono lì, ecco. Per cui io credo che veramente ci sarà quest'ultima battaglia in queste 2 settimane, ma io sono estremamente ottimista sul risultato finale. Eravamo preoccupati perché, visti i risultati alle europee della Lega che ha sbaragliato, avendo come concorrente dall'altro lato la Lega, che infatti è la lista che ha preso più voti, ecco, è chiaro che temevamo, perché noi 3 civiche, nessun colosso alle spalle, ecco, solo con le nostre liste, le nostre facce, il nostro lavoro, per cui insomma siamo soddisfatti davvero. Un risultato che non coglie impreparata nemmeno la sfidante di centrodestra con cui il sindaco uscente andrà al ballottaggio, Michela Barin. Si va al ballottaggio, la coalizione è stata meravigliosa, ha speso tutte le energie possibili, adesso ci sarà ancora da lavorare, 15 giorni fortissimamente per Noalese il centro, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lista della Vecchia. Ecco, lei era preparata a questo risultato? Sì, evidentemente era una lotta alla pari, ma noi siamo fiduciosi per il futuro. Teme quello che potrà succedere nelle prossime 2 settimane e appunto col ballottaggio? Assolutamente no, non è un timore, noi siamo prontissimi e forti e andremo fino alla fine. Queste le parole delle 2 sfidanti a Noale. Adesso dicevamo, non solo questi 3 comuni ovviamente la sfida delle elezioni comunali 2019, anche altri comuni di maggiore o minore entità. Tra i tanti, lo ricordiamo, lo vedrete nel servizio, anche un comune simbolo per la provincia di Venezia, il comune di Cona, lo ricorderete, il comune dell'hub dei migranti, il più imponente hub dei migranti in Veneto, e qui l'ha spuntata la Lega, ma non è appunto il solo comune che vi proponiamo nel prossimo servizio. Ad Annone Veneto, Victor Luvison, sostenuto da Lega, Forza Italia e Unione di Centro, vince col 60,27% davanti ad Andrea De Carlo di Insieme per il Paese, fermo al 39,73%. A Camponogara vince Antonio Fusato, sostenuto dalla lista Insieme con Antonio Fusato, con il 32%, davanti a Massimiliano Mazzetto di Civica per il Veneto, 29,88%, Stefano Cacco di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, 29,60%, e Denis Sbrogiò dei 5 Stelle, 8,48%. Mirko Marina, con impegno e partecipazione, vince con la maggioranza assoluta a Ceggia, 56,08%, seguono Mambrino Scalon, lista civica Ceggia, 31,75%, e Piera Semenzato del Movimento 5 Stelle con il 12,16%. A Caomaggiore Vittoria Larga di Gianluca Falcomer con la lista Caomaggiore, 75,98%, su Emilia Vida di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia al 24,02%. Nuovo sindaco di Cona è Alessandro Aggio, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e Progetto Civico, 52,37%. Alberto Panfilio è al 25,64%, Franco Necchio al 21,99%. A Concordia Sagittaria vince Claudio Dorico col 67,44% dei voti, Franco Zanone al 32,56%. Fossalta di Piave sceglie Manrico Finotto col 43,70%, che stacca Gianpietro Zaramella di Lega e Forza Italia, 29,72%, e Alessandra Sartoretto al 26,58%. A Fossalta di Portogruaro, Natale Sidran è al 60% su Alvise Innocente. A Gruaro, Giacomo Gasparotto prende il 77% contro Ernesto Gianni Nosella. A Meolo vince Daniele Pavan col 46% dei voti su Loretta Liprandi e Massimo Mazzon.
A Stra vince Caterina Cacciavillani col 38,26% delle preferenze su Giuseppe Cavallin e Paola Orlando. Il confronto a 2 a Teglio Veneto va a Oscar Cicuto 56% su Mario Geremia fermo al 43%. Questo dunque era il quadro della situazione per gli altri comuni al voto. Adesso lasciamo per un attimo le elezioni comunali e parliamo invece delle europee, di quello che è stato il trionfo della Lega Nord, un trionfo che si è riverberato e moltiplicato dal risultato nazionale a quello del Nord-Est e a quello veneto. La Lega di Matteo Salvini è il primo partito in Italia con il 34,3% dei voti, crolla il Movimento 5 Stelle che si ferma al 17,1%. Il Partito Democratico alle spalle del Carroccio con il 22,7%, Forza Italia conquista l'8,8% dei voti, Fratelli d'Italia il 6,5%. Cambia di poco lo scenario nella circoscrizione nord-orientale che comprende il Veneto. Anche qui exploit della Lega con il 41%, Partito Democratico 23,8%, Movimento 5 Stelle 10,3%, Forza Italia 5,8%, Fratelli d'Italia 5,7%. Guardando poi al dato regionale, il Carroccio ottiene il 49,9% delle preferenze, PD al 18,9%, Movimento 5 Stelle 8,9%, Fratelli d'Italia 6,7% e Forza Italia 6%. 6 gli europarlamentari della circoscrizione nord-est che la Lega porterà a Strasburgo, 4 il Partito Democratico, 2 5 Stelle e 1 a testa per Forza Italia e Fratelli d'Italia. Andando nel dettaglio, nella Lega Matteo Salvini conquista 550.000 preferenze, Mara Bizzotto 94.720, Gian Antonio D'Arè 43.397, Paolo Borchia 37.342, Alessandra Basso 25.283, Elena Lizzi 25.252. Se il leader leghista rinuncerà al suo posto pronto a sedere in Europa, Marco Dreosto 23.158 voti. Tra i democratici l'ex ministro Carlo Calenda ottiene oltre 275.000 voti, Elisabetta Gualmini 77.177 e Paolo De Castro 52.087, Alessandra Moretti con 51.043 preferenze. Marco Zulle e Sabrina Pignedoli rispettivamente con 15.960 voti e 13.685 sono gli esponenti 5 Stelle pronti a fare le valigie per Strasburgo. Fratelli d'Italia porterà all'Europarlamento Sergio Berlato con 19.400 preferenze. Discorso diverso per Forza Italia che alla luce dell'accordo con il Südtiroler Volkspartei non vedrà nessun esponente seduto nell'emiciclo europeo, dove invece entrerà Herbert Dorfmann che ha ottenuto 100.000 voti. Una Lega che trionfa e per il governatore Luca Zaia, al di là ovviamente del festeggiamento, al di là della soddisfazione, c'è anche un chiaro messaggio che esce dalle urne ed è un messaggio che ha a che fare con l'autonomia. È un risultato che io attribuisco fondamentalmente, essenzialmente, esclusivamente a Matteo Salvini. Lui ci ha creduto, ci ha messo anima e corpo in questa partita e soprattutto è riuscito in questo cambiamento di pelle, nel senso che è un soggetto che la Lega diventa nazionale e un soggetto che si propone che oggi sdogana, secondo me, Matteo Salvini anche come leader europeo. Il governatore del Veneto Luca Zaia fa il punto dei risultati europei usciti dalle urne, un'analisi che si concentra sui 3 milioni e mezzo circa di voti in più ottenuti dal Carroccio rispetto alle politiche e con soddisfazione, spiega il Presidente, sul risultato veneto. Siamo la prima regione d'Italia per Lega e penso insomma, che un governatore non può che gioire di questo, no? C'è sempre una sana piccola competizione nell'andare a guardare il dato, insomma, che il Veneto ne esca come la prima regione e la mia provincia come la prima provincia in questa partita, insomma, dà soddisfazione. Uno sguardo poi anche al voto ottenuto dal secondo partito, il PD. Vedere il PD che viene definito come l'araba fenice che risorge dalle ceneri, cioè il PD ha perso 187.000 voti rispetto alle ultime politiche. Il passo tra l'analisi del dato nazionale e la battaglia autonomista è breve. Dalle urne, sottolinea Zaia, esce l'autonomia. Noi siamo anche in giro per l'Italia e in particolar modo al sud sopra i 5 Stelle, tranne che in Sicilia e in Campania. Non è vero che la partita dell'autonomia è una partita che fa perdere voti, mi spiace per chi aveva fatto questo conto. La vera partita che viene fuori dai seggi e dal voto della Lega al Sud è una partita che dice che la partita dell'autonomia è una partita nazionale. Abbiamo una parte dell'elettorato che non necessariamente è leghista
nelle viscere non è leghista, però comunque ci vota perché sa che l'istanza dell'autonomia e alcune istanze che portiamo avanti sono istanze strategiche. Matteo Salvini ha ribadito in conferenza stampa la volontà di mantenere l'alleanza con i 5 Stelle, ai quali Zaia lancia un ultimatum per l'autonomia. I 5 Stelle non possono dire che hanno un alleato che si comporta male, se poi loro vogliono rompere ne prendiamo atto. Però sull'autonomia i 5 Stelle dico adesso basta. Basta con manfrine, basta con teatrini, basta con anche dichiarazioni poco rispettose nei confronti del ministro Stefani. Dire che non si è mai visto il progetto o dire che il progetto è scritto male vuol dire da un lato dire una bugia perché il progetto il ministro Stefani ha consegnato, dire che è scritto male vuol dire non averlo letto. A dire basta oggi anche gli industriali del Veneto e di Venezia ovviamente. Questa campagna elettorale è finita, adesso vogliamo risposte e chiarezza in merito alla dimensione della futura manovra economica che graverà sulle nostre spalle. Il messaggio di Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto, sull'esito delle elezioni europee. Bisogna cambiare passo e fare, dice Zoppas, sbloccando tutta una serie di dossier rimasti fermi troppo a lungo. Per quanto riguarda le imprese rimangono valide, continua Zoppas, le richieste fatte a più riprese di accelerare sull'autonomia, sulle opere infrastrutturali, sul taglio del cuneo fiscale, sugli investimenti e sulla spending review. Non ci sono più alibi. Lo ha evocato prima il governatore Luca Zaia, il Partito Democratico, dicendo che tanto araba fenice non è perché ha perso comunque una porzione importante di voti, ma invece la disamina, l'esame del voto da parte del Partito Democratico è ovviamente diversa. Sentiamo. Il Partito Democratico analizza il risultato delle europee. In Veneto è secondo dopo la Lega con il 18,94%. I risultati migliori nelle città, mentre c'è ancora molto da fare in provincia. Il caso eclatante è proprio la città di Padova, dove il PD ottiene il risultato migliore con il 31,87%, subito dietro la Lega che si ferma al 33,23%, mentre il divario in provincia aumenta con il Carroccio al 48% e i Democratici al 20%. In Padova città effettivamente siamo un'incollatura dalla Lega e questo testimonia anche un ragionamento un po' più generale. Nei centri urbani reggiamo bene, poi man mano che ci si allontana dal centro urbano cominciano obiettivamente delle difficoltà, anche se devo dire che poi il dato generale regionale è che noi saliamo di 2 punti percentuali rispetto al voto delle politiche dell'anno scorso, quindi tutto sommato buono. E di conseguenza bisogna essere più semplici nel proporre le proprie tematiche, cose che gli altri sanno fare forse meglio di noi, e quindi di conseguenza anche riallacciare un rapporto stretto con i cittadini che in qualche misura noi qualche volta perdiamo. Però vorrei vedere il mezzo bicchiere pieno, e sta tutto nel fatto che siamo il secondo partito del Veneto, che il Movimento 5 Stelle è di fatto scomparso e che quindi l'unica alternativa, se non si pensa che il modo di amministrare corretto sia quello che mette in campo la Lega, sia solo quello che sa rappresentare il Partito Democratico. Nella circoscrizione Italia nord-orientale il Partito Democratico elegge a Bruxelles 4 candidati: Carlo Calenda, Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti. Pienone di voti per Calenda, che con quasi 275.000 preferenze risulta il secondo capolista più votato. Addirittura a Padova ottiene quasi 2.000 preferenze in più di Matteo Salvini. È la persona che ha saputo parlare più direttamente al ceto produttivo veneto, a chi non si schiacciava solo sulle promesse del Movimento 5 Stelle e della Lega, ma rappresentava anche un modo nuovo di rappresentare la politica. Unica veneta eletta in Europa Alessandra Moretti con più di 51.000 preferenze. Risulta eletta Alessandra Moretti, ma di un'incollatura supera e diventa il quinto, il primo dei non eletti Achille Variati, riconosciuto come un ottimo risultato a Vicenza e in tutto il Veneto, e poi anche Laura Puppato ancora più appena sotto, e anche devo dire che Calò, il quarto candidato veneto, si è ben comportato con 32.000 preferenze, quindi da questo punto di vista i veneti, i padovani hanno saputo esprimere quasi tutti chi andava a votare per il Partito Democratico fino a 3 preferenze. E poi c'è il Movimento 5 Stelle, come abbiamo visto, il crollo del Movimento 5 Stelle dopo lunghe ore in cui i vertici del Movimento 5 Stelle nazionali si sono trincerati nel loro silenzio. Sono arrivate le prime dichiarazioni di Luigi Di Maio che ha detto è andata male, abbiamo preso una lezione ma nessuno vuole le mie dimissioni. Di Battista ha detto il problema non è
chi, ma cosa si fa? Un vertice in corso ovviamente tra i due più importanti esponenti del Movimento 5 Stelle. A parlare a Venezia è stato uno di quelli che si è battuto di più per queste elezioni europee, che si è speso di più, il consigliere comunale Davide Scano. Vediamo anche la sua amarezza nel nostro servizio. Quali sono secondo lei i motivi di questa perdita di voti? Ma sicuramente il primo è il tentennamento del governo sulla questione dell'autonomia, e di questo tutti al nord ce ne dispiacciamo, ed è stato percepito male. Che la bozza fosse scritta bene o male, con contenuti in un senso o nell'altro, comunque la percezione che si è data è di un tentennamento, e di questo l'abbiamo pagato molto al nord, soprattutto qui in Veneto. Lei ha avuto modo di sentire altri esponenti del Movimento 5 Stelle, della provincia, della regione, o comunque anche i militanti, i vostri sostenitori, che cosa dicono, che cosa bisogna fare da oggi? Ma per ora c'è molto rammarico nelle chat, noi abbiamo molte chat, insomma, ai vari livelli, e c'è molto rammarico. Sicuramente c'è da fare una seria riflessione, tante riflessioni non sono state fatte in passato. Ogni volta che c'è stato un voto, magari non troppo positivo, ci si è passati sopra. A mio avviso ormai bisogna prendere atto che il movimento è uno dei player a livello nazionale in Italia, siamo vivi, ormai esistiamo da 10 anni, e però bisogna fare delle serie riflessioni su cosa abbiamo sbagliato, perché non sbagliano gli elettori, sbagliano le forze politiche. Lei ha già qualche idea? Ma si è sbagliato oltre all'autonomia? Sicuramente c'è la questione dell'autonomia, il reddito di cittadinanza purtroppo che è passato come una misura assistenziale, quindi con un forte contenuto negativo qui al nord, e erroneamente, per quello che è la mia visione. E dobbiamo sicuramente dare più forza e più sostegno ai territori, perché è dai territori e dalla base che il movimento poi ha forza a livello nazionale. Invece l'inverso, come abbiamo visto, purtroppo non regge molto, non regge negli anni. Qualche istante di pubblicità, poi un'altra analisi lucida, quella dell'ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari. Rieccoci in studio in diretta al telegiornale di Venezia. Dunque, tra le tante analisi dopo queste elezioni europee, il trionfo della Lega anche a Venezia. Ebbene, la Lega ha ottenuto in comune a Venezia il 37,06%. È un risultato che, secondo l'ex sindaco Massimo Cacciari, prospetta nuovi scenari anche in vista delle prossime elezioni comunali del 2020. Secondo lei cambia qualche cosa anche in prospettiva delle prossime elezioni comunali a Venezia? La Lega non è mai stata così forte come in questo periodo, perlomeno negli ultimi 20 anni. Brugnaro non è più autosufficiente, come era successo 4 anni fa. No, Brugnaro deve, se vuole ricandidarsi, dovrà candidarsi con uno schema simile a quello di 5 anni fa, di 4 anni fa, dovrà ricandidarsi come candidato della Lega, è evidente. Se dirà così e se farà così, verrà ricandidato e probabilmente vincerà. Se non farà così, certamente la Lega lo molla, perché mai dovrebbe appoggiarlo. Come l'uomo che salva la baracca. L'altra volta era lui con la sua lista che salvava il centrodestra e gli permetteva di vincere, perché gli altri si erano suicidati, tra l'altro, perché in qualunque altro schema non sarebbe neanche mai candidato Brugnaro con altri schemi. Era il periodo in cui il Partito Democratico intendeva preparare il proprio suicidio, no? E quindi anche a Venezia è stato un laboratorio in questo senso. Ma oggi allora sì, era l'indipendente che salvava il centrodestra, oggi gli ridono dietro se si presenta con questa maschera. Ecco, allora si deve presentare come candidato della Lega. Si presenta come candidato della Lega, vince a mani basse, tranquillo, beato pacifico. Se no dovrà cercare altre cose, dovrà cercare di fare una lista propria, con chi, con Forza Italia, con chi. Oppure, che ne so io, vado a Zingaretti e dice: perché non facciamo una bella colla insieme, una bella lista Brugnaro e il Partito Democratico? Che ne so, ma mi pare improbabile. Quella cosa probabilissima, se Brugnaro avrà voglia di fare il sindaco, è che andrà dalla Lega col
vassoietto in mano e gli dirà: Lega, cosa ci metti qua dentro? E la Lega gli dirà: gli assessori, questo, quest'altro, lui porta via, porta a casa e esegue. Lucido come sempre l'analisi di Cacciari. Torniamo a vedere la situazione a Spinea, uno dei comuni più attesi. Se mi date la tabella, si profila, come sappiamo, il ballottaggio tra Emanuele Di Tadi e Martina Vesnaver. Eccolo qui, 46,6% per la candidata del centrodestra, Emanuele Di Tadi, con PD e Civica al 39,8%. Abbiamo raccolto poco fa un brevissimo commento proprio di Martina Vesnaver, sentiamolo. Siamo ancora in attesa, siamo a circa 2/3 del risultato, diciamo che siamo soddisfattissimi in questo momento, vedremo ancora le battute finali, per noi è già una vittoria e quindi nell'attesa trepidante di questa ancor più vittoria dovremmo aspettare a Rasenti le 19 purtroppo. Questo ce lo diceva poco fa, allora aspetteremo anche nelle prossime ore. Vi ricordo l'appuntamento alle 20:10 con Ferdinando Avarino, una prima disamina del voto anche a livello europeo ma anche sulle amministrative con il sindaco di Treviso Mario Conte, e poi alle 21:15 Ring, la politica alle corde, ospiti in studio, collegamenti, tutti i risultati delle elezioni comunali e l'analisi del voto europeo. Vi lascio le previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La perturbazione atlantica non molla la presa, ecco che martedì 28 maggio sarà ancora il brutto tempo a dominare sulle nostre regioni. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un tempo perturbato con temporali diffusi dappertutto. Attenzione perché i fenomeni potranno risultare anche particolarmente intensi, specie in nottata, e non si escludono anche locali nubifragi. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime comprese invece tra 19 e 23 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata sarà anche qui all'insegna di precipitazioni temporalesche anche forti, anche in questo caso specie durante le ore notturne. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 20 gradi. Situazione simile sul Trentino Alto Adige, anche qui infatti avremo condizioni di maltempo intenso con piogge diffuse un po' su tutti i settori, come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime sui 13 gradi, massime che si attesteranno invece sui 21 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.